E poi penso ad Alessandra e Costanza, del mio paese, di San Nicandro Garganico. Più che una coppia, sono un simbolo. Hanno fatto della tradizione la loro scelta di vita, si sono sposati, hanno fatto questa scelta forte, anche criticata, di vestirsi in abiti tradizionali, ma sono veramente il simbolo della tradizione, hanno fatto veramente della loro vita matrimoniale un simbolo di identità. Non si limitano quindi a custodire questa cultura, ma la vivono, la trasmettono e la rendono futuro. Quindi grazie veramente. Tarantella di San Nicandro. Grazie Valentina, buongiorno a tutti, è un onore per me essere qui e ringrazio di questo la senatrice Fallucchi che ci ha permesso di parlare delle nostre tradizioni in un luogo così importante, una sede istituzionale che rappresenta la nostra storia. Ringrazio anche Valentina e le Mulheres Garganiche per questo invito veramente graditissimo. Io parlerò, come diceva Valentina, di una tradizione che mi appartiene, che appartiene alla mia famiglia, che appartiene alla mia comunità, San Nicandro Garganico. Parlerò della tarantella. La tarantella che è stata oggetto di ricerca che ho condotto insieme a mio padre. Come il titolo di questa conferenza, Le tarantelle del Gargano nel cuore delle donne, questa storia nasce proprio dal cuore della mia famiglia e da un ricordo, dalla memoria di mio padre. Mio padre mio padre Mario vedeva suo padre Luigi, nonno Gigi, che ballava la tarantella con i suoi fratelli. Era una tarantella maschile, noi qui parliamo di donne, però vi dico che la mia tradizione nasce dagli uomini, perché nella famiglia di mio padre ballavano solo i fratelli di Leo. Evidentemente perché la tarantella era un po' energica, un po' vigorosa e quindi loro preferivano in contesti conviviali che si ballasse solo fra loro. Mio padre quindi ricordava questa tarantella che aveva visto da bambino, da ragazzo e che ancora ha visto il giorno del suo matrimonio con mia madre Rosa. Dopodiché la tarantella in realtà non è stata più praticata, probabilmente nella sua famiglia, ma anche nella comunità. Si era un po' persa questa danza nella sua origine, nella sua, diciamo proprio nella sua forma autentica. Gli ultimi eventi in cui si è vista praticare e ballare nelle piazze è stata più o meno nella fine degli anni 80, poi negli anni 90, 2000 in realtà non è stata più vista nella sua forma originaria, probabilmente anche grazie al fatto che sono nati i gruppi folk che, per quanto nati con buone intenzioni, però hanno un po' modificato la struttura delle danze rendendole più sceniche, quindi facendo perdere anche un po' l'origine. Mio padre quindi si appassiona al mondo popolare studiando il tamburo a cornice, l'organetto e la danza popolare. Qualche anno dopo mi avvicino anch'io, quindi nel 2012, più o meno tra il 2012 e il 2014, abbiamo iniziato a raccogliere degli elementi, quindi a fare una ricerca che non è stato solo un lavoro etnografico, ma è stato un lavoro profondamente umano, perché siamo entrati nelle case degli ultimi depositari, degli anziani che conservavano la memoria delle loro danze, delle loro usanze, e devo dire con grande sorpresa, con gioia, queste persone ci hanno accolte nelle loro case. Abbiamo trascorso dei pomeriggi di chiacchiere, di racconti di aneddoti, abbiamo visto fotografie, visionato video e la cosa ancora più bella, abbiamo danzato con loro, perché alcuni erano un po' anzianotti, quindi magari non si muovevano bene, ma ci hanno trasmesso il loro sapere comunque attraverso i gesti, attraverso i racconti. Altri invece ballavano ancora, erano degli ottimi danzatori e quindi siamo riusciti ad apprendere i loro passi e a ricostruire, rimettere insieme un po' la danza, quindi ricostruire la danza nella forma in cui mio padre la vedeva ballare a suo padre e in cui la vedevano ballare agli anziani un tempo. Ovviamente le donne, qui si parla di donne garganiche, hanno avuto un ruolo fondamentale. Le donne spesso erano in silenzio, erano più composte rispetto agli uomini, però hanno conservato la memoria, hanno mostrato, hanno trasmesso. E come non ricordare alcuni dei nomi che hanno reso possibile questa ricerca? Francesco Solimando, per gli appassionati probabilmente l'avrete già sentito, detto Kusmik, era un barbiere, un musicista, un maestro di danza che
appunto rappresenta la memoria coreutica di San Nicandro. E ancora Michele Dapote, che ci ha accolto a casa sua, ho avuto l'onore di ballare con lui e mi ha insegnato i passi, sua moglie Gina, che ha raccontato degli aneddoti con una grande lucidità, ha raccontato delle canzoni, delle usanze nelle feste. E poi ancora Grazia Campanozzi, una danzatrice che io ho vissuto anche perché l'ho vista ballare quando era più giovane, poi da anziana l'ho intervistata, e lei era particolarmente energica, in quanto come donna, nonostante le donne fossero sempre un po' più in disparte, riservate, lei guidava le quadriglie, quindi era una danzatrice e poi ballava la tarantella. E ancora Graziella Di Leo, che ci ha raccontato che da ragazza veniva a San Nicandro e ballava con le sue cuginette, mentre lo zio portava il tempo con il bastone. Questi sono tutti racconti che hanno arricchito il nostro archivio e ci hanno permesso di ricomporre questa danza. Ovviamente la danza è stata ricostruita, però poi era rimasta un po' lì chiusa in un cassetto, fino a quando nel 2014 veniamo invitati dall'Associazione Le Indie di qua giù, io e mio padre, e dal professor Salvatore Villani al Carpino Folk Festival nella serata di tradizioni. Veniamo invitati a danzare la tarantella. Nel pubblico era seduto Alessandro Napolitano, che è qui accanto, che allora era il mio fidanzato, poi è diventato mio marito, e lui, devo dire che era già un insegnante di danze popolari, quindi già appassionato, un musicista, quindi conosceva già la cultura popolare, ma non aveva mai visto la tarantella di San Nicandro, quindi ne rimane estasiato. E lui inizia a dire che questa tarantella non doveva rimanere chiusa in un cassetto, ma doveva essere promossa, doveva ritornare alla sua comunità nella forma in cui l'avevamo appresa, quindi non creando dei nuovi passi, una nuova tarantella, ma restituendo alla comunità quello che gli anziani ci avevano insegnato. Di questo ce ne parlerà Alessandro tra poco. Io vorrei concludere dicendo che un mesetto fa, quando ci avete invitato per questo bellissimo momento, mi è venuta un'idea. Siccome abbiamo raccolto tanti materiali, abbiamo visionato tanti video, fatto tante interviste, ho pensato di scrivere un libretto, un piccolo opuscolo che poi vi donerò veramente con grande senso di gratitudine per averci invitato. Lo farò anche con la senatrice Fallucchi, che è stata sicuramente il cuore di questo evento. E questo libretto vorrei che non fosse però conclusivo, nel senso è una prima edizione, chiamiamola così, perché credo che le tarantelle non debbano concludersi, debba continuare il percorso, quindi magari lo arricchiremo raccontando anche di questo evento e continuando a divulgare, a promuovere le nostre tradizioni. Io dico sempre che fin quando si danzerà la tarantella, San Nicandro, che è il mio paese, e quindi io porto la mia tarantella, quella che mi appartiene, non rimarrà un luogo del passato, ma sarà una voce viva che attraversa il tempo, e questo mi auguro per le tarantelle del Gargano e per tutte le danze, per tutta la cultura popolare. Grazie. Costanza, però è doveroso che presenti tu Io? Alessandro, tuo marito, visto che siete davvero una coppia tradizionale. In questo momento devi essere tu a presentare il tuo uomo tradizionale, dai. Già l'hai fatta tu una bellissima presentazione, no? Dicevo che questo progetto non avrebbe avuto seguito se non fosse stato per lui, Alessandro, che ha veramente voluto promuovere la tarantella, e non solo, perché si occupa di tradizioni di cultura popolare su tanti livelli. Quindi Alessandro, raccontaci. Intanto approfitto, Valentina, do simbolicamente a te questo, poi lo darò anche agli altri. Buongiorno a tutti. Ringrazio la dottoressa Latiano, la senatrice Fallucchi e tutti voi gentili ospiti che state qui a sentirci. Niente, io sarò molto breve, mi limiterò semplicemente a raccontare la mia esperienza dentro questa ricerca che hanno fatto magistralmente Costanza e il suo papà. Dunque, è stata fatidica quella serata al Carpino Folk Festival. Io stavo là, ero stato invitato, avevo un concerto prima, fortunatamente in prima serata. Ho avuto modo poi di finire il concerto e arrivare a Carpino, che dista dal mio paese, io sono di Apricena, dista una quarantina di chilometri,
Quindi sono arrivato 5 minuti prima che loro iniziassero. Il repertorio musicale era prettamente sannicandrese, il professor Villani e Angelo Frascaria hanno fatto un concerto veramente bellissimo, molti brani che io non conoscevo, essendo io pure musicista. E a un certo punto introducono la tarantella, o re re. Curioso, mi aspettavo tutt'altro. Invece vedo questo ballo, questa danza, cioè così caratteristica, così ricca, così bella, ricca di passi, di figure, di riti. Allora mi sono chiesto, ma come fosse possibile che, cioè, non fosse centrale nelle tarantelle garganiche? Cioè, non poteva rimanere così. Allora la prima cosa dopo il concerto, quella sera persi pure la macchina per arrivare in tempo, ho parcheggiato da una parte e non la trovavo più. Dopo averla ritrovata dopo un paio d'ore, e insomma, chiesi a suo padre, Mario, ma la tua intenzione qual è? Vuoi lasciarla in eredità alla tua famiglia? Oppure vuoi che... No, mi dice, io ci ho provato a proporla ai vari gruppi etnici, gruppi folcloristici, ma ho avuto sempre come risposta, ma i giovani adesso sotto il palco cercano la pizzica pizzica. Per me era inconcepibile sta cosa, cioè lasciare da parte questa bellissima danza era una cosa che non riuscivo a comprendere, soprattutto che sentivo io questa cosa essendo di Apricena e non i sannicandresi stessi. Allora ho detto, qui bisogna fare qualcosa, e con una certa urgenza pure. Cosa ho fatto? D'accordo con mia moglie, la prima cosa abbiamo fondato questa associazione, dall'area di Cialfiore. Vi dico molto velocemente, abbiamo aperto 3 scuole di danze popolari, come avendo al centro la tarantella di San Nicandro, Apricena, San Nicandro e Cagnano Varano. Però mi accorgevo pian piano che era lenta la divulgazione, perché noi insegnavamo ai nostri allievi, chissà se questi allievi durante i concerti la ballavano, poi avevamo il problema che non tutti i gruppi, pochissimi gruppi la suonava nel ritmo originale, quindi a noi siamo abituati ad ascoltare le rivisitazioni di Eugenio Bennato, di altri, l'anno scorso anche durante la notte della Taranta è stata fatta una versione, sempre ognuno tira l'acqua al proprio mulino, quindi una versione di pizzica pizzica, e quindi che rende la tarantella non ballabile nello stile sannicandrese. Allora, mi sono reso conto che era lenta la cosa, qui dobbiamo fare una presentazione ufficiale a San Nicandro. L'abbiamo fatta, come unico obiettivo laboratorio annesso teorico-pratico, poi successivamente un convegno e poi un concerto di musica tradizionale suonato da Angelo Frascaria, che reputo il miglior esecutore della tradizione sannicandrese. Allora facciamo questo convegno e il laboratorio era rivolto esclusivamente ai maestri di danza popolare e con qualche eccezione di qualche ballatore esperto. Per noi era importante questo, ognuno nelle proprie scuole insegnava questa tarantella, quindi si allargava. E così è stato. Così è stato, al punto che vennero a conoscenza di questa cosa i vari festival internazionali, Raduno dei suonatori di tarantelle di Monte Sant'Angelo, Zingaria, Capodanze, quell'anno si faceva a Mesagne. Insomma, ci invitano a tenere questa cosa qua. Avevamo il sabato e la domenica. Il sabato avevamo la saletta piccola perché era concomitante con un danzatore esperto del Salento e quindi con la pizzica pizzica. E ho detto, mannaggia, da noi non viene nessuno. Con mio grande stupore, il giorno dopo, domenica, abbiamo avuto la sala grande noi e quella piccola loro. Allora, detto questo, insomma, ha avuto un notevole successo, quindi incominciato a girare per tutta Italia, ci hanno chiamato per tenere laboratori in tutta Italia e così la tarantella oggi, tra virgolette, ha avuto il suo posto. Però non ci siamo fermati qua, perché l'ultimo step era quello di far diventare, come accennava la senatrice, di far diventare questa cosa una proposta attrattiva.
nei riguardi del turismo. E insomma, sono 7 anni, quest'anno ci sarà la 7ª edizione, un progetto finanziato dalla Regione Puglia, iniziato il 2020 con laboratori, concerti e tutto il resto, tutto gira attorno alla coppia Pastore e Pacchiano, non solo inteso come abiti, ma anche come coppia vera e propria, quindi il repertorio delle serenate, il repertorio della festa ballo, tutto ciò che concerne la coppia. Ha avuto un notevole successo, siamo giunti alla 7ª edizione e questo ci inorgoglisce perché sta attirando persone dall'estero. Ci chiamano, arrivano gruppi poco tempo fa dalla Francia, unica tappa San Nicandro Garganico per imparare la tarantella di San Nicandro. Questo ci inorgoglisce e ci fa ben sperare e andare avanti. Vi ringrazio per l'attenzione.